Sas postar non si toccano, custa sas paragolas che hanno accompagnato a manifestazione fatta in denantir della prefettura de Casteddu deso sindacaur desur dipendenter de postas italianas contrarios a un'altra privatizzazione, commentat in animu de vacche su governo. A promuove sa protesta sa segreteria regionale de SLP CISL, Will Poste, Confsal Comunicazioni, FNC, UGL, contrarias a sichira bendere attera scuotar de su MEF. Sa proposta de su governo arrisca de compromettere su venidore des azienda che sa minimada de su personale impreau e per isistabilidade economica des Italia, nana so sindacauso. Grazie a sos profittor de postas cust'anno su governo ha incassau belle 200 milioni de euro de dividendoso, chi di a perdere cada anno si di abbende stottus as aziones chi comosun in capo a su MEF. In Sardegna, sottolineano so sindacauso, su fissio des aspostas estunu des spacco servizioso in Sarbida nostrasa, ove oramai no amus prun in casermas e ne parrocchias. Isettande las elezioni amministrative de Lampadas, custumanzare in Saligheras ex sindico Marco Tedde, appoggiato su centrodestra, in una sala prena in sticco a lanciare a maniera ufficiale la campagna elettorale sua. Noi non abbiamo bisogno di nos presentare, abbiamo amministrato Saligera pro belle due sconsigliaduras e in questo decano abbiamo mudato a cittade, abbiamo investito più di 160 milioni di euro, abbiamo fatto più di 140 opere pubbliche, mogende da la pietraia per arrivare su centro storico, per Tasuli, sul museo e tutto su chi vi die esoie, chi pare normale, ma chi a tempo dettando viti spantoso a nautedde. Noi siamo a tornare a cominciare proprio dai cussu che abbiamo già fatto. Su programma mogende da esas opera zai crompiasa, fatta da esa giunta tedde, che risichire assestare una cittade adatta a su venidore. Su disegno de legge supra sa moratoria des eolicu, chi est esaminando su Consiglio regionale, per tocca sas infrastrutture arbir des previdias pro sa Sardigna, e pro de che 8 meses impone tassar multinazionales chi di ancherrere sa Sardigna, protagonista de su progetto nazionale chi che repone l'impianto di energia eolica pro attivare in Italia una produzione inannanta chi di accostare 225 miliardi di euro, desi firmare. S'economista Alessandro Lanza, in sa pagina de un giornale sardo, ha criticato l'azione della giunta Todde, ma vorzi noi ischiti chi in su forum de Cernobio, su ministro della cultura, est intervenio che in un documento chi na che in Sardegna su chircande de ponere impianto de fonte rinnovabile chi che colana 7 portas su chi previdi obiettivo de crompire in su 2030, a maniera che a supposto de su patrimonio culturale e paesaggistico che l'ana esperdere pro ponere impiantos industriales pro produrre un tanto di energia elettrica meda prosartu de cussu regionale previdiu. Da esuvare in su vubbalo a s'allenamento sichiu passu passu pro comprender menzu sos puntor de forza e sul limiter de sos atletas, da esumedire e analizzare sos dator biometricos e biomeccanicos, in sinteri de esas prestazione a sa previsione de sos infortunios, s'intelligenza artificiale mudande meda sa vida vitiana nostra. Finzas in si sport, pro ne comprende s'evoluzione, sa situazione attuale, sos profettos e sos arriscos, cussas chi poden essere, sa spunna novas, su con i Sardegna organizza un convegno a su cale hanno piccao parte totus os chi straballana in su mundu desi sport in Sardegna. S'ambasciatore plus Italia de su Spirit Selection de su concorso mondiale de Bruxelles, Carlo Duco, ha presentato l'edizione 2024 che è stata fatta in Cina da su 3 su Kimbe Capidanne. Il sinteri des Adobiu, fatto in sa sede de Epule Accademia del Gusto International in Caputerra, ha esprecato spiessignor de su concorso dei spiritos prur famaus in su mundu, a sa presenza des ardoichi azienda sardas protagonistas de su concorso che in sarmenzus produziones issoro.